say I'm lazy, you can say I'm weak. You think that using her will get to me, and if you're right then you're in trouble deep. 'Cause I won't break, no I know I won't wait. You're in trouble deep. Un Palamurrazzu vestito a festa accoglie le finali, la Final Four di promozione maschile di basket. Amici di Directa Sport, un cordiale buon pomeriggio da Ozieri. Io sono in compagnia dei due rappresentanti della prima semifinale, l'Olimpia Olbia da una parte, Mimino Sciretti, decano del basket isolano, dall'altra parte Gian Giorgio Cadoni, allenatore invece di Ploaghe, che tra l'altro è un ex di turno perché qua è stato finalista negli anni or sono. Inizierei per ragioni di cortesia perché qui c'è la storia del basket isolano da Mimino. Olimpia Olbia, brand storico del basket isolano, intanto come ve la state cavando? Ma benissimo, noi quest'anno abbiamo rinunciato alla Serie D, abbiamo fatto questa esperienza di promozione, abbiamo ulteriormente rigiovanito la squadra, siamo ai playoff, siamo contentissimi. Squadra immagino decisamente giovane, perché così deve essere. Decisamente. Proviamo a scavare un po' nei numeri, nelle carte d'identità di questi ragazzi. No, guarda, semplicissimo, noi abbiamo in quintetto, anche oggi entreranno due ragazzi del 2002, Careddu che è una guardia, Camponovo che è un lungo. Sono due ragazzi del 2002 che hanno fatto un ottimo campionato under 18 e ci hanno dato una grossa mano. Poi ci sono gli altri giovani che crescono, ma questi due sono quasi pronti. Abbiamo qualche minuto prima dell'inizio del match, provo a giocarmi un ping pong tra i due protagonisti. Allora, Gian Giorgio Cadoni conosce intanto l'ambiente ozierese di fatto è scusate, l'80 Basket Ozieri è data di fatto tra le favorite perché ha conquistato 3 finali, vuole conquistare un palcoscenico più importante, ma che cosa uscirà fuori da queste Final Four? Ma non lo so, intanto io sono contento di essere qua per il terzo anno consecutivo, sono contento di battermi contro un signore che stimo molto, che ho sempre stimato, e noi abbiamo costruito una squadra per arrivare fino in fondo, devo essere sincero, per cui la stagione è andata come molto equilibrata in cima, nel senso che Ozieri 2 sconfitte, noi Olbia 3 sconfitte, siamo arrivati tutti là, per cui saranno molto equilibrate, perché anche il Sant'Orsola è un osso duro da battere con i ragazzini, però insomma ce la giochiamo, divertiamoci perché insomma è bello essere qua, poi si riempirà il palazzetto, è sempre bello secondo me vedere persone che vedono basket. Io da ex allenatore di Nulvi delle pazze ho giocato davanti a 900 persone, quindi so che cosa vuol dire giocare di fronte a tante persone ed è bello. Provo ad accendere un focus con entrambi. Se non sbaglio 3 delle 4 finaliste hanno chiuso la stagione regolare nei primi 3 posti. C'è la sorpresa Sant'Orsola che invece è riuscita a fare meglio. Quanto è da temere questa outside? Secondo me molto, anche perché se non ho capito male giocheranno alcuni ragazzi che hanno fatto il campionato di Serie C, quindi sicuramente è una buona squadra, risulterà potenziata ulteriormente, non c'è dubbio, quindi secondo me è pericolosissimo. Per la tipologia di squadra hai gradito l'incontro con l'Olimpia Olbia o avresti preferito un abbinamento diverso? Assolutamente no. Quello che capita. No, assolutamente non ho gradito, nel senso che ripeto, cioè, Mimino è un maestro, per cui abbiamo fatto 2 belle partite, noi da loro abbiamo vinto, loro da noi hanno vinto, hanno ribaltato anche la differenza, per cui noi abbiamo vinto di 4 da loro, loro di 5 da noi, sono state 2 belle partite. È difficile, molto difficile, noi ci proviamo. Non posso non chiedervi una battuta sulla Dinamo, si sta riscaldando, sta ricreandosi quell'humus degli anni passati, arrivate l'Eurocup, io ho sentori importanti, non so voi. Assolutamente sì, quando in una squadra gira tutto a gonfie vele, l'ambiente è buono, ci si gasa, si crede in tutto e può arrivare tutto.
Pozzecco ha assolutamente rivitalizzato giocatori che sembravano ai margini, è stato veramente grande. Da questo punto di vista anch'io sono molto fiducioso. E lo siamo tutti davvero, incrociando le dita. Ovviamente vi faccio un in bocca al lupo per questa prima Final Four, stretta di mano, doverosa, dobito, la nostra telecronaca affidata al nostro Simone Satta. Per noi un piccolo spot e poi torniamo qua in diretta dal Pala Murrazzo, prima semifinale delle Final Four, promozione maschile di basket. A più tardi. Amici di Directa Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari, scontro al vertice nel campionato di Serie D Girone G, Sassari Latte Dolce. Intanto ancora Pinna lanciato in contropiede, attenzione a Pinna, il sinistro e posa in vantaggio! Lo sport è la tua passione? Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistelli, direi di no, però poi rimane lì ancora Bianco! 26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Directa Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi, italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e a giusto prezzo. Dalla cinquantennale esperienza di commerciali Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Proteggi il suo futuro. Proteggi te stesso e chi ami. Proteggi te stesso e i tuoi pazienti. Proteggi il tuo benessere. Io lo vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Le vaccinazioni anti-HPV e anti-meningococco ti proteggono da malattie gravissime e letali. Visita il sito www.vaccinarsiinsardegna.org. Vuoi vivere un'estate frizzante sui campi della tua città? Te la senti di rincorrere un pallone per 8 ore al giorno? Tuffarti in piscina sotto un sole cocente? Fare nuove amicizie in totale sicurezza? Conoscere istruttori in grado di regalarti momenti indimenticabili? Tante domande, un'unica soluzione. D-Sport SBC Summer Village 2019, lo spazio per tutti. Il nostro campo estivo multisport è dedicato ai bambini dai 3 agli 11 anni sui campi della Sigma in via Castiglione a Cagliari. Basket, calcio, nuoto, tennis tavolo, cinema, belle arti, decoupage e micromagia. Il tutto con catering di qualità, servizio navetta e addetti alla sicurezza. Ermano Iaci, Mauro Farris, Ariana Melis e Consuelo Scameroni con i loro staff ti aspettano. Ma affrettati, i posti sono limitati. Siamo qui per presentarvi la prima giornata di Final Four che si giocano qui al Pala Murrazzo di Ozieri. Come vi dicevamo, sta per andare in scena la prima battaglia delle due che andranno in scena oggi. Si stanno per affrontare i ragazzi del Olimpia Olbia contro
quelli del New Basket Ploaghe. Le due squadre sono già in campo, stanno per apprestarsi alla palla 2. Vi ricordiamo che queste due formazioni sono arrivate appaiate in classifica durante la regular season. È una partita che non lascia assolutamente spazio a calcoli. Non vediamo l'ora di potervi raccontare le gesta dei 10 in campo. Tutto o quasi pronto. L'ultimo saluto fra i due coach, soprattutto quanto riguarda il coach Sciretti dell'Olimpia, storico allenatore dell'Olimpia Olbia. Non ha mai deciso di allenare un'altra compagine, meritandosi gli applausi meritati da parte di qualsiasi tipo di palazzetto che ha frequentato. Intanto la partita è iniziata, il primo pallone è per l'Olbia, che però lo perde subito cedendolo al numero 0 del Ploaghe, Onida. La butta dentro con facilità disarmante. Arriva il primo fischio del direttore di gara. Arriva subito il primo fallo, passati 10 secondi il punteggio dice 2-0 Ploaghe. Allora riattacca l'Olimpia con Caredu, va a sfondare Caredu, prende fallo. Partita spezzettata, primi 27 secondi, 2 falli, giusto perché l'intenzione è quella di non regalare niente a nessuno, assolutamente. Arrivano i primi 2 liberi ad opera del numero 14 dell'Olimpia, Camponovo. Dentro il primo, fuori il secondo, può ripartire allora velocissimo il contropiede del Ploaghe, tutto finito con una palla persa, velocissimo all'interno del pitturato, il recupero magistrale da parte di De Murtas. Già dall'altra parte però con Onida, ancora lui. 4-1 il risultato, una partita frenetica, iniziata a ritmi veramente alti, anche se con qualche errore. Caredu lotta all'interno del pitturato, una grande palla recuperata da parte di De Murtas. De Murtas fino in fondo, ha preso fallo De Murtas. Con tanta garra vive questa partita Coach Cadoni, che da queste parti conoscono bene. Fuori il primo tentativo di De Murtas. Dentro il secondo, risultato che va quindi a proiettarsi sul 5-1, fischiata un'altra irregolarità. Si comincia quindi subito con Busi, anzi si tratta di Marras. Il pallone verso Caredu, sotto canestro per l'appoggio al tabellone di Marras, facile facile, arrivano i primi 2 punti del centro di Olbia. Entra all'interno dell'area Marras. Palla già recuperata, però il lancio è verso Caredu, che la tiene in campo, ha rischiato la magia. Palla che poi invece viene buttata dentro da Camponovo. Eccezionale giocata per tenere in gioco il pallone da parte di Caredu. Intanto la tripla tentata da Andrea Manconi, ancora una volta fuori, tanto spazio qui però per Sciretti. 5 pari, ancora una volta Manconi, troppo facile all'interno del pitturato. Il lavoro del pur bravo numero 10. Marras fuori da Sciretti, addirittura toccando il tabellone, una magia di Sciretti. 8-7 dice il tabellone, con 7:32 da giocare in questo primo parziale. Partita iniziata in maniera veramente frizzante. Squadre durante la regular season si sono divise la posta, oltre ad essere arrivate alle spalle di Ostieri entrambe con 42 punti.
hanno vinto una partita a testa di quelle giocate contro durante la regular season. Intanto palla Ploaghe con Onida, sotto ancora per Andrea Manconi, ha preso fallo ancora una volta Manconi all'interno del pitturato. È il terzo di squadra se non andiamo errati. Ancora una volta in lunetta il numero 10 di Ploaghe, anzi si tratta, scusatemi, di Daniele De Murta, se non di Andrea Manconi, che invece indossa la maglietta numero 0. Ecco proprio De Murtas che mette dentro altri 2 punti in questa sua partita. Ancora il 41 Careddu fuori da Camponovo per la tripla di Ciretti. Il rimbalzo è ancora una volta di Olbia, altri 14 per concludere. Marras fuori da Camponovo, lotta De Murtas, alla fine la palla è ancora per Olbia, va a prendersi questo magnifico long two. Ancora una volta Camponovo, più frizzante dei suoi senza dubbio. Gioca il pick and roll il numero 9 Sanna. Intanto il direttore di gara, i direttori di gara, che per l'appunto sono i signori Toraldo e Solinas della sezione di Sassari, hanno qualcosa da dire a coach Cadoni, solito per vivere con tanta garra, come già detto, le sue partite. Intanto arriva un altro punto dalla media, stavolta ad opera di Marras. Porcheddu fuori per De Murtas, ancora una volta De Murtas, buona la finta con l'esperienza dalla sua, perfetto ancora una volta Daniele De Murtas, porta il punteggio ad 11 pari. Buone anche le percentuali al tiro nei primi 4 minuti giocati. Marras addirittura in sospensione, ha preso fallo, ha commesso fallo anche la difesa di Ploaghe. Fallo è ad opera di Daniele De Murtas. Viaggio in lunetta per Marras dell'Olimpia, numero 9, mette dentro il primo, porta a +1. +1 che resta il margine di vantaggio dell'Olimpia, che ha sbagliato il secondo libero. Intanto c'è ancora una volta fischio del direttore di gara. Quarto fallo di squadra da parte dell'Olimpia Olbia. Grande stoppata da parte di Camponovo, la giocano Ciretti e Marras, ci prova Ciretti alla fine a concludere, il ferro non è d'accordo con lui. Allora, palla già recuperata da parte del numero 9 Sanna. Ancora Sanna che è andato a prendere questa palla, compiti più di regia che di tiro da 3 per il play con la maglia gialla. Prova ancora una volta a sfondare Careddu, 2 volte il rimbalzo è per l'Olimpia, alla fine la spunta Ploaghe. Manconi fuori da ancora una volta Daniele De Murtas, il tiro da 3 è nelle corde del 10 che sta facendo una sentenza in questa partita. Occhio al tiro provato da parte di Ciretti. Il fallo l'ha fatto Olbia. Ciretti ha qualcosa da dire al signor Solinas, ma sembra ineccepibile la decisione del direttore di gara, che mette palla fra le mani dei giocatori di New Basket Ploaghe. Provato il tiro dalla media distanza Porcheddu, poi Ciretti da 3 punti, si sta un po' intestardendo, anzi
il punto precedente è stato segnato da Andrea Manconi, non da Porcheddu, che adesso ha la palla fra le mani e la butta dentro. 18-12 recita il tabellone. Kanu si mette in proprio Kanu. Ancora una volta interessantissima le percussioni del numero 8. Organizza l'attacco con 11 secondi a disposizione, ci prova da 3 punti Porcheddu, niente da fare, rimbalzi ancora giallo però, palla verso il numero 9, Torres Sanna. Ancora Sanna, ha altri 6 secondi per concludere, la palla arriva bene dalle parti di Porcheddu, il Ferro non è d'accordo, 24 per concludere, sì, però per Olimpia. Olimpia Olbia che è la prima a ruotare dentro. Piredda e Monaco, se non andiamo errati. Anzi Rapuano, non Monaco, Rapuano. Tanto ci prova ancora con il numero 4 Cireti. Quindi Monaco e Rapuano sono entrati per Careddu e Camponovo. È il momento anche di Dario Solmona. Anzi non ancora, il coach decide di stare a guardare. Prima di scegliere chi sostituirà Solmona. Dentro il primo, fuori il secondo, punteggio di 19-14, il massimo vantaggio. Anzi quello di 19-13 ovviamente è stato il massimo vantaggio di Ploaghe ovviamente. Tanto qui arriva il fallo commesso da Marco Nida, se ne accusa immediatamente, lascia anche il campo proprio a Solmona. Cireti dall'altra parte verso il numero 8 Piredda, prova a sfondare ancora una volta, anzi si trattava di Kanu. Porcheddu deve decidere cosa fare, la palla è verso il pitturato con 2 volte. Bravo Solmona, prima a non metterla, nella seconda riesce a mantenere per sé il possesso del pallone. Arriva per un fallo di sfondamento. Sanna, il pallone è verso Porcheddu che organizza il tiro, la palla dopo una fase confusa torna fra le mani di Olbia con Marras che va a prendere sfondamento dentro il pitturato. Punteggio che rimane di 19-14, 2-22 ancora da giocare. Ancora liberi per Marras, dentro anche questo, 19-15, meno 4. Dentro anche il secondo, meno 3, 19-16. Manconi prova addirittura la penetrazione dentro da Solmona. Bravissimo a giocare con il tabellone in post basso. Portare a 21 i punti di New Basket Ploaghe. Intanto c'è una giocata magistrale da parte di Cireti che
sta provando a caricarsi la squadra sulle spalle, anche forse con qualche scelta egoista di troppo. Intanto per ora sta avendo ragione lui. Palla recuperata e poi messa a disposizione del classe 2003 Fresi. Giovanissimo ragazzo a disposizione di coach Sciretti. Altro momento di rotazione dentro Gianluca Doro, oltre a Corraduzza. Per quanto riguarda ovviamente Ploaghe. Fresi sbaglia, non riesce però a far ripartire l'azione Corraduzza. Palla giocata senza che nessun compagno capisse le proprie intenzioni. Ancora Corraduzza. Dall'altra parte c'è Porchedu, eccolo servito. Palla sotto per Solmona che lotta all'interno del pitturato, stavolta però non alla meglio. Siamo già dall'altra parte però con De Lugas, anzi Rapuano, scusate, numero 5 Rapuano. Cost to cost eccezionale, butta dentro i punti del 22-21. Ottimo rientro da parte dell'Olimpia Olbia. Fa fallo ancora su Gianluca Doro, che butta dentro il primo. Pronto anche per il secondo, bravissimo Gianluca Doro, dentro anche il secondo. Primi 2 punti di questa partita per il numero 11 di New Basket Ploaghe. È il momento anche di Romano, dentro con il numero 20, fuori il 9 Torresanna. È entrato anche l'espertissimo Monaco nell'Olimpia Olbia, che va a prendersi questo tiro da 3, poi cambia idea. Poco ancora da giocare, alla fine l'ultimo tocco dovrebbe essere di un giocatore del New Basket Ploaghe. Pronto alla rimessa con 7 secondi per arrivare alla conclusione di questa azione. Ci ha provato Ciretti, alla fine Monaco che lascia andare il polso, che vede però il pallone lanciato sbattere solo sul primo ferro. La tripla tentata da Romano mette a posto le cose però col numero 15 Corraduzza. È la fine anche del primo parziale. Noi ci prendiamo un minuto di pausa, torniamo qua subito per il secondo quarto. Amici di Directa Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari. Scontro al vertice nel campionato di Serie D Girone G. Sassari Latte Dolce. Intanto ancora Pinna lanciato in contropiede, attenzione a Pinna, il sinistro, il Bosa in vantaggio. Lo sport è la tua passione? Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistelli, a dire di no, poi la palla rimane lì ancora Bianco! 26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Directa Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati.
Rieccoci per il secondo parziale, il primo si è concluso 25-22 per Ploaghe. Il New Basket Ploaghe che si trova di 3 punti in vantaggio sul Olimpia Olbia. Prima rimessa affidata a Corraduzza. Doro trova la penetrazione, Doro fa tutto da solo, non subisce fallo nel pitturato, poi ci pensa Domenico Rao a far diventare 27 i punti di Ploaghe. C'è fallo di Solmona, se non andiamo errati non è un fallo sul tiro, quindi semplicissima rimessa laterale a disposizione. Ecco Fresi. Palla andava verso Rapuano, che però ha commesso infrazione. E allora, dopo 40 secondi nel secondo periodo, il punteggio è ancora di 27-22. Doro rischia di perderla, alla fine ci riesce. Occhio a Monaco che mette il fisico davanti e porta a -3 l'Olimpia Olbia. Occhio ancora a Doro, pallone sotto per Romano. Occhio ancora una volta, palla che non si capisce bene fra le mani di chi sia finita. Alla fine sta di fatto che l'Olimpia ha recuperato palla e possesso. Siamo già dall'altra parte però con Corraduzza. Palla per Doro, ancora Doro, fatto infrazione di passi. Altro errore, 2 in 3 possessi per Doro. Non è un fantastico inizio di secondo periodo. Cambio nell'Olimpia, rientra in campo Canu, che aveva fatto parte del quintetto iniziale, numero 8 Domenico Canu. Ciretti, palla è verso Rapuano, stoppato alla grande. C'è stato però un fischio da parte del direttore di gara. Fallo del 15 giallo, ossia di Corraduzza, Giuseppe Corraduzza. Dentro il primo. Fuori il secondo, ma il rimbalzo è ancora per i biancorossi. Oggi con il completino nero con bande laterali bianco-rosse che richiamano agli storici colori societari. Arrivano i movimenti, palla a Ciretti che va subito a tirare. Fallo e canestro, 27 pari, palla in mano a Olbia e adesso diventa tutto più interessante. Parità raggiunta, palla in mano ancora una volta a Ciretti che tanto ci ha provato nei circa 7 minuti in cui è stato in campo nel primo periodo. Intanto non riesce nella realizzazione del punto numero 28. È stato addirittura un fallo, il terzo di squadra in 2 minuti per Olbia. Corraduzza, ancora Giuseppe Corraduzza, sfugge il pallone dalle mani dell'esperto numero 15. Siamo già dall'altra parte con un altro numero 15 il cui apporto sta diventando fondamentale per le sorti del Olimpia Olbia. Si tratta ovviamente di Monaco, Fabrizio Monaco, più esperto dei giocatori a disposizione di Ciretti.
tutto pronto per la rimessa in gioco. La palla arriva adesso fra le mani di Doro, un po' di spazio per la penetrazione, va sotto canestro e la piroetta da parte del numero 5 Marco Olia. Bellissima da vedere, utilissima per il punteggio. 29 pari, ancora Monaco senza marcatura, non ha problemi a segnare il sesto punto della sua partita, al 31esimo per l'Olimpia. Doro fuori da Corraduzza, ancora Corraduzza, al terzo tempo di Corraduzza, bravissimo a farsi aiutare dal tabellone, arriva però un fischio da parte del signor Toraldo. Momento dei cambi, fuori con il numero 15 Monaco, dentro col 14 Camponovo, che bene si era comportato all'inizio della prima frazione per poi lasciare il campo proprio all'espertissimo numero 15. Intanto Canu sbatte sul ferro e il rimbalzo è ancora una volta di Corraduzza che serve Doro. Fuori per il numero 14 Solmona, che fa 33-31. Ancora Camponovo, stavolta la palla sbatte sul primo ferro. Doro, il tiro dalla media da parte di Solmona. Ancora Doro, serve Corraduzza. Ancora Corraduzza che prova nella penetrazione. Corraduzza, facilità nel palleggio, fuori per Doro, 2 secondi alla conclusione, il rimbalzo è per Olbia, arriva però un fischio ancora del direttore di gara, il fallo è stato commesso da Marco Onida. Rientra in campo Marco Olia con il numero 5 per quanto riguarda il New Basket Ploaghe. Intanto 5:53 alla fine di questo secondo parziale, il risultato ve lo ricordiamo è di 33-31 ancora per New Basket Ploaghe. Con il numero 41 ci prova Careddu, fallo in attacco e altra palla persa, però sta sbagliando nel concetto l'Olimpia Olbia, che arriva con facilità all'interno del pitturato per chiudere, ma non è il primo e se continua così non sarà l'ultimo. Fallo in attacco fischiato ai ragazzi di coach Sciretti. Solmona, servito da Romano, la palla va verso Doro. Ecco Corraduzza, il tiro da 3 punti di Corraduzza, era quello che serviva. 1, 2, 3, 36-31. Marras, ripreso il suo posto nel parquet. Canu prova a girarsi, va da solo Canu, non difendono sulla penetrazione del numero 8. Bravissimo a portare ancora una volta a -3 i giocatori del Olimpia Olbia. Intanto l'ultimo tocco e ancora una volta di Canu, Domenico Canu. Che regala una rimessa in gioco per Ploaghe. Intanto tutto pronto alla rimessa in gioco con Corraduzza e Doro. Si muove anche Olia, è rientrato il 9 Sanna. Ecco Doro, palla ancora fuori per Corraduzza che vuole prenderci gusto, stavolta il primo ferro non è d'accordo, sputa il pallone e fa ripartire l'azione del Olbia da Careddu. Ancora Careddu senza fallo secondo il direttore di gara, arriva però una palla persa, ne approfitta Ciretti, palla fuori per Camponovo, rimbalzo che non riesce ad l'Olimpia Basket. Allora Corraduzza, un po' confusionaria la situazione. Ciò che sappiamo di certo è che un certo Gianluca Doro ancora una volta il pallone in mano per i suoi. Fuori da Sanna che ha subito il fallo sul tiro. Primo viaggio in lunetta per quanto riguarda il secondo parziale
fallo subito però da Olia, che butta dentro il primo. Dentro anche il secondo. Punteggio di 38-33 più 5. Intanto da questa parte c'è Ciretti completamente libero, ne fa saltare un paio, poi prende fallo. Non è assolutamente d'accordo coach Gian Giorgio Cadoni. A rischio tecnico però, penso che sia quello che è andato a dire proprio Torresanna al proprio coach. Intanto è 38-34, ottimo il primo libero da parte di Ciretti. Dentro anche il secondo, 4 minuti, 3 secondi da giocare, arriva il primo time out di questa partita, quando appunto mancano 4 minuti all'inizio alla fine, scusate, del secondo parziale. Noi ci prendiamo un attimino di pausa. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e a giusto prezzo. Torniamo in presa diretta e ve lo ricordiamo, il punteggio è di 38-35, si stanno affrontando Olbia contro New Basket Ploaghe, le squadre che si stanno giocando l'accesso alla finalissima per decidere chi sarà la squadra che salirà di categoria. Andrà a giocare in Serie D, la vincente di questa partita affronterà la vincitrice della partita delle ore 20, quella fra 80 Basket Ozieri, padrone di casa e organizzatore di questa Final Four, e Sant'Orsola Basket, outsider di questa Final Four. Intanto torniamo subito con il quarto fallo, anzi il quinto fallo di Olbia, che porta ancora una volta il bravissimo Gianluca Doro in lunetta. Non ne ha sbagliato uno Doro, una sentenza. Dovranno scegliere meglio a chi far fallo i giocatori di coach Ciretti. Canu cambia frequenza di passo, ancora Canu, molto bravo, esce fuori verso De Lugas, anzi si trattava di Piredda. Che ha fatto fallo in attacco. Antonio Piredda. Corraduzza. Dall'altra parte c'è Sanna, eccolo servito. Doro, tanto spazio per Doro che sceglie di entrare nel pitturato. Va poi fra le mani del numero 5 Marco Olia, che subisce il secondo fallo su tiro di questo suo secondo parziale. Coach Ciretti sta per far rientrare Marras proprio al posto del numero 18 Piredda. Piccolo cameo in campo per Antonio Piredda, prende comunque i complimenti della propria panchina. 0 su 2 per Marco Olia. Ecco il pallone per Marras, che lascia andare le gambe. Ancora Marras sceglie di tornare fuori verso Camponovo, anzi si tratta di Careddu con il 41. Camponovo porta il 14. Doro sceglie Corraduzza,
Da questa parte c'è con il numero 9 Sanna, scelto ancora Doro. 8 secondi per concludere. Sanna non sceglie il tiro da 3 punti, va invece verso canestro. Il tabellone non aiuta. Allora Marcolia, l'ultimo tocco è di un giocatore di Olbia, ma non secondo il direttore di gara, che poi però torna sui propri passi, assegnando, come giusto che sia, la rimessa New Basket Ploaghe. Sanna, Doro, palla verso Corraduzza, long two di Corraduzza, la palla è ancora recuperata alla grande da New Basket Ploaghe, sbaglia tutto poi Olia all'interno del pitturato, velocissimo il contropiede con il numero 5 Rapuano che chiude il 40 pari. Sta tornando, è tornata almeno sul punteggio l'Olimpia Olbia. Corraduzza sotto mano per Doro, Doro da 3 punti, ancora una volta Doro è un fattore per la sua squadra nel bene e nel male. Marras, stoppata che sembrava regolare, quella di Solmona, non è così secondo i direttori di gara. Si andrà quindi ai 2 liberi, 43-40, 1:43 da giocare. Nel Ploaghe rientra Porcheddu, fuori Corraduzza che più utile di così alla causa Ploaghe non so proprio come sarebbe potuto essere. Intanto Marras con il primo che va fuori, dentro il secondo senza tabellone, 43-41. Ecco Porcheddu, anzi Olia, palla verso Porcheddu, c'è Doro che sceglie di andare da Solmona con una grande palla, funziona benissimo l'asse Doro Solmona, sta veramente giocando bene il ragazzo con il codino e la maglia numero 11. Careddu da 2 punti, Solmona bravo con le braccia lunghissime a fare in modo che New Basket Ploaghe possa portare in essere questo attacco. 18 per concludere. Porcheddu sbaglia, Porcheddu la finalizza con una palla persa. Palla persa e fallo, quello commesso da Porcheddu. Fuori Gianluca Doro, grande prova soprattutto nel secondo periodo, quella del numero 11. Rientra in campo Andrea Manconi con il numero 0. Fuori anche il primo, fuori di nuovo il primo per Marras. Fuori anche il secondo, percentuali piuttosto basse, soprattutto dalla lunetta per Marras, che sta essendo utile in un altro modo alla sua squadra, non sicuramente quando si tratta di dover buttare dentro i liberi. Ci prova Manconi, palla fuori per Porcheddu, c'è Solmona che non sceglie di tirare. 2 secondi per concludere, Marcolia sbaglia tutto, comunque bravissimo a prendersi questo rimbalzo. Arriva però il fischio del direttore di gara, bravissimo a prendere il rimbalzo, bravissimo a prendere fallo. Difesa dell'Olimpia un po' sconnessa in questa circostanza. Olia, terza volta nel secondo periodo che va in lunetta, dentro il primo è 46-41, dentro anche il secondo, 47-41 più 6. Più 6 per Ploaghe. Dentro di nuovo Corraduzza. Canu. Restituito il pallone da Rapuano. Ancora Canu, 10 secondi per decidere cosa fare. Sceglie di andare dal tiro dalla media distanza. La palla però si spegne sul secondo ferro e allora
È entrato anche Secchi però nel New Basket Ploaghe. Ci sono 0 secondi per concludere. La seconda frazione si conclude appunto con il punteggio di 47-41 per i gialli di Ploaghe. Noi ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria, restate collegati per seguire anche gli ultimi 2 quarti di questa emozionante partita. You can call me stupid, you can call me sheep, you can say I'm lazy, you can say I'm weak. You think that using her will get to me, and if you're right then you're in trouble deep, 'cause I won't break my honor, I won't wait. You're in trouble deep. Rieccoci in diretta da Ozieri per questo terzo periodo appena iniziato. Subito all'attacco Solmona per New Basket Ploaghe, un attacco che non produce effetti. Il punteggio rimane quello di fine seconda frazione, 47-41. Non sembrano esserci cambi nel quintetto rispetto all'inizio del secondo parziale. Intanto Marras serve Ciretti, Ciretti sceglie addirittura di andare dalla lunga distanza. Il fisico arbitrale è solo per indicare la rimessa a favore di Ploaghe. Rimessa già battuta, palla fra le mani del numero 9 Torres Sanna. Manconi sceglie la penetrazione, Manconi dentro da Solmona. Il miglior centro di questa partita è senza dubbio il numero 14 con la maglia gialla. Camponovo preso fallo. Ciretti, Marras prova a girarsi, Marras lo fa bene, affrontato da Corraduzza. La difesa è di Camponovo che però recupera la palla, la offre a Careddu. Ancora una volta Careddu, stavolta da 3 punti. Porta a -5. Corraduzza fuori da Porcheddu, dalla media Porcheddu, primo ferro, secondo ferro, la palla è ancora a disposizione dell'Olimpia che spreca tutto. Allora Sanna ci ha provato, anzi si trattava di Manconi, non di Sanna. Occhio a Careddu, fino in fondo Careddu subisce il fallo di Sanna. Primo fallo di questo parziale con 8 minuti e 21 da giocare. Sbaglia il primo Careddu. Careddu sbaglia anche il secondo, non da lui, palla però recuperata dai ragazzi dell'Olimpia Olbia. Con Canu, ancora Canu che prova ad andare da Camponovo sotto canestro.
Perfetta la difesa di Solmona. Palla persa però, allora ancora Canu si fa vedere all'interno del pitturato Marras, palla verso Camponovo, chiudono un ottimo triangolo i ragazzi di coach Sciretti, subendo anche il ritorno di Corraduzza, arrivato con fallo però. E allora, altro viaggio in lunetta, stavolta è per Camponovo. Fa 1 su 2 il numero 14 dei biancorossi. Manconi non trova l'aiuto di nessun compagno, allora Ciretti da 3 punti, Ciretti solo ferro esterno. Riparte l'azione del New Basket Bloag con Sanna, palla verso Porcheddu, ancora Sanna, c'è Corraduzza, ancora Corraduzza, lotta, fa sportellate con tutti ma non riesce a segnare i primi 2 punti di questo terzo periodo. Sbaglia anche dall'altra parte l'Olimpia Olbia, però la palla la recupera in qualche modo Porcheddu. Dall'altra parte c'è Sanna, va da solo Porcheddu, 14 secondi per concludere, c'è ancora tempo per pensare, non lo fa Sanna, sceglie di penetrare, andare contro tutti da solo, ha ragione lui, 51-45, mantiene questo vantaggio di 6 punti. Bloag, intanto arriva un'infrazione di campo dopo un'incomprensione, la seconda di questa partita, e finisce qua momentaneamente la partita di Ciretti dentro Rapuano. Corraduzza, va da Sanna che si inventa questa tripla senza ritmo, senza nulla, tutta talento. E allora 54-45 più 9, massimo vantaggio, sta un po' tiltando la difesa Olimpia, ne approfitta ancora una volta Corraduzza, costretto a chiamare il time out coach Sciretti. Noi prendiamo un minuto di pausa. Proteggi il suo futuro. Proteggi te stesso e chi ami. Proteggi te stesso e i tuoi pazienti. Proteggi il tuo benessere. Io lo vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Le vaccinazioni anti-HPV e anti-meningococco ti proteggono da malattie gravissime e letali. Visita il sito www.vaccinarsiinsardegna.org. (56-45) è il punteggio che recita il tabellone, significa più 11 per New Basket Bloag e anche il massimo vantaggio raggiunto dai ragazzi allenati da coach Cadoni in questo match. Rapuano sceglie Marras, dall'altra parte c'è il rientrato Monaco, non servito però, e allora palla recuperata da Bloag, pallone verso De Murtas, sbagliato, ora riparte Ciretti fino in fondo, il secondo Ferra non è d'accordo con lui. Solmona fa sportellate con tutti e il gancio
quello che serviva per portare a più 13. New Basket Ploaghe. C'è spazio ancora per la tripla di Porcheddu che si spegne sul ferro e allora riparte l'azione di Rapuano. Si affida poi a Monaco. Ciretti sceglie ancora Monaco, vediamo cosa si inventa Monaco, va addirittura in piroetta, prende fallo e fa canestro. Legge male questa situazione la difesa dei gialli. Sta per rientrare Piredda per l'Olimpia Olbia. Gianluca Doro invece dentro per Ploaghe. E Manconi a lasciare il posto a Doro. Dentro il libero di Monaco che chiude il potenziale gioco da 3 punti. Intanto ha tanto spazio per pensare Porcheddu, ne ha fin troppo, tant'è che sbaglia. Alla fine c'è una grande palla recuperata da De Murtas che si appoggia al ferro, al tabellone, scusate. Segna altri 2 punti in questa sua partita, 60-48 più 12. Ancora Monaco, Monaco prova a girarsi, Monaco con sfondamento. Il fallo è però di Solmona. Non sono d'accordo con la decisione del direttore di gara nessuno degli occupanti la panchina. Di Ploaghe. Stanno per arrivare anche altri 2 cambi. Stanno per entrare Marco Onida e Corraduzza. Fuori con la maglia numero 7 Daniele De Murtas. Sbaglia il primo Ciretti. Tocca a Monaco. Che non sbaglia il suo. Terzo tentativo per l'Olimpia. Questo va fuori. 1 su 3. Ancora continuano le litigate con la lunetta da parte dei giocatori di coach Ciretti. Intanto Canu va a prendersi questa tripla, troppo fuori ritmo, ci pensa allora Piredda. Subito fallo, stanno per entrare anche con il 20 Romano e con il 5 Marco Olia. Fuori Solmona. Liberi ancora però per Monaco. Dentro il primo, dentro anche il secondo. Meno 11 punti, 62-51. Romano. Scambia con Olia, ancora Romano. 8 secondi per concludere. 6, ancora Corraduzza. Vediamo cosa decide. 4 secondi per tirare. Fatto infrazione di passi Corraduzza.
Giuseppe Corraduzza. Regala, quindi possesso e pallone. Canu. Piredda. Servito da Monaco, ancora Piredda. Non c'è infrazione di passo di secondo direttore di gara. Allora si continua con Ciretti sotto da Monaco. 5 secondi per concludere. Grande rimbalzo da parte di Piredda. Piredda fino in fondo, Piredda. 14 ancora per Piredda, terza volta in cui l'Olimpia spreca il rimbalzo che era riuscita a guadagnarsi. Occhio a Doro. Ancora Doro. Tutto si conclude con una palla persa, messa per Ciretti, che appoggia al tabellone. Altro time out chiamato e noi prendiamo un altro piccolissimo momento di pausa. Rieccoci a 2:45 dalla fine di questo terzo parziale. Il punteggio, ve lo ricordiamo, è di 62-53 per New Basket Ploaghe, che potrà per l'appunto usufruire con Marcolia di 2 tiri liberi. Dentro il primo. Fuori il secondo, palla recuperata però da Canu, che ha fatto passi. Sbaglia nelle piccolissime cose Olimpia Old. (63-53). Corraduzza con la palla fra le mani, ancora sul ferro però il tentativo da parte di Corraduzza. Monaco deve liberarsi di Olia, che non vuole saperne di mollarlo. E allora Marras dall'altra parte verso il giovanissimo Fresi. 16 anni per Fresi, il più giovane sicuramente tra quelli in campo. Careddu prova a sfondare, Careddu, bravissimo Doro a sporcare questo pallone. Lo stesso fa Sanna, palla verso Corraduzza. Olia in terzo tempo. Si era mosso veramente molto bene, la palla però sbatte solo sul primo ferro e non entra. Marras lotta sul pitturato. Riesce a far carambolare pallone su Olia. E allora possesso che è ancora a disposizione per i ragazzi di coach Ciretti. 9 secondi per concludere, 1 minuto e 43 alla fine di questo terzo periodo. Ha bisogno di una scossa, squadra allenata da coach Ciretti. Ci prova Fresi, fino in fondo Fresi ha preso fallo. Fallo sul tentativo di penetrazione in lunetta, però va Careddu.
fuori il primo. Eccolo Careddu, dentro il secondo. Ci prova con il tiro da 3 punti Romano, il rimbalzo è di Marco Lia, che si guadagna le feste della propria panchina. 65-54, resta ampia la forbice e il margine che ha da ricostruire l'Olimpia. Non riuscirà con palle perse come questa. Intanto c'è la grande stoppata di Ciretti su Romano. Fresi, Careddu, palla verso Monaco, ancora Monaco, infrazione di passi. Chiama cambio coach Cadoni, sta per entrare ancora una volta Francesco Secchi, fuori con il numero 8 Marco Nida. Doro prova a impostare lui, ancora Doro, non lo lasciano penetrare, c'è tanto spazio allora per Secchi, che non si prende questo tiro, va invece da Olia, che fa infrazione però. Fresi rischia la persa, comunque la mantiene Marras. Palla poi per Careddu, ancora Careddu, va a sfondare tutti e subisce fallo. Ecco Careddu, dentro il primo. 65-54. Manca pochissimo. Da ribattere, anzi da battere, perché Careddu aveva ben pensato di fermarsi prima dell'esecuzione. Erano tutti all'interno del piturato, mette dentro anche il secondo. 24 secondi alla fine anche di questo terzo parziale. Vedremo se cosa deciderà di fare. Vai addirittura a canestro, non sceglie di stare a guardare. La finalizzazione è ad opera di Marco Lia. Fresi, Careddu, palla verso Monaco, ancora Monaco, un secondo per tirare, Monaco fuori. Finisce così il terzo periodo, 67-56, margine ancora dei famosi 11 punti per New Basket Ploaghe. Noi ci prendiamo una piccolissima pausa pubblicitaria, tornate a seguire con noi l'ultimo quarto di questa emozionante partita. Benvenuti allo stadio Vanzana di Sassari, scontro al vertice nel campionato di Serie D, Girone G, Sassari Tanto ancora Pinna lanciato in contropiede, attenzione a Pinna, il sinistro, il posa in vantaggio. Lo sport è la tua passione? Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistelli, a dire di no, ora palla rimane lì ancora Bianco! 26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Directa Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati.
Rieccoci, seppure con qualche secondo di ritardo per un piccolissimo problema logistico già risolto. La sorpresa è che il parziale di questo quarto ed ultimo periodo è di 4-0 per l'Olimpia Olbia. La squadra di coach Ciretti si è già portata a -7. E però cascata nella infrazione di passi da parte di Careddu, che ha dovuto cedere il pallone del potenziale -6. Intanto ci ha provato con il numero 10 Daniele De Murtas, niente da fare per lui però. Allora Marras, fino in fondo Marras, ci ha provato Marras. Ha subito anche il fallo da parte di Francesco Secchi. Va quindi Luneta, 67-70, ve lo ricordiamo, -7 che diventano -6, perché la butta dentro Marras, almeno per quanto riguarda il primo dei due tentativi, dentro anche il secondo. -5 Olimpia, e ora è tutto da vivere questo quarto periodo. Dentro Solmona e anche Torresanna. Proprio Sanna con la palla fra le mani, che si occupa di andare a servire Corraduzza. Olia sotto canestro per Solmona. Solmona va a prendersi questo tiro in ritmo, bravissimo Sanna a capire che la palla non si sarebbe neanche avvicinata al canestro. Fischiato però infrazione di passi a Torresanna. Allora Canu, palla verso Careddu. Ancora Careddu, finisce con perdere questo pallone ai danni di Torresanna. Ha subito però il fallo Solmona. Colpo alla testa, dice il direttore di gara. Non era in atto di tiro, quindi si ricomincerà con una semplice rimessa in gioco. Doro, palla verso Sanna, lascia provare ancora una volta Corraduzza da 3 punti, non è incisivo come nelle precedenti tentativi, stavolta però va addirittura a riprendersi il pallone. Ha fatto fallo, secondo il direttore di gara nessuno. Il pala Marruzzo d'accordo, fischiato anche tecnico però. Fallo tecnico ai danni sì di Corraduzza, ma di tutta Ploaghe. Nel momento peggiore. Ciretti dentro il primo. Anche possesso però a disposizione per l'Olimpia con Canu. Infrazione da parte di Canu, 7 minuti 4 secondi da giocare, 67-63, -4. L'Olimpia si è avvicinata tanto, il parziale è molto ampio, è di 7-0, non ha ancora segnato in quest'ultimo periodo. Doro ha preso fallo. Doro mentre tentava la percussione. Tutto pronto per la rimessa in gioco, sta però per rientrare Piredda, fuori Ciretti. Doro si gira bene, ancora Doro
va a cercare Sanna, poi Solmona non riesce a mantenere possesso, bravissimo in chiusura Porcheddu, ancora Doro verso Porcheddu che ha subito il fallo da parte di Kanu, se non andiamo errati. È il terzo fallo, anzi il quarto fallo di squadra in questo quarto periodo per l'Olbia ovviamente. Solmona sotto canestro, Solmona è stregato il canestro nel quarto periodo per i ragazzi della New Basket Ploaghe, fatto fallo. Solmona secondo il direttore di gara. Kanu organizza lui l'attacco dell'Olimpia Olbia. Ancora palla verso Marras, -2 con 6 minuti da giocare, è diventato tutto possibile. Sanna da Porcheddu, palla verso Doro, ancora Doro che non deve intestardirsi però perché il canestro non arriva. Occhio a Sanna che rischia la tripla, la fallisce e arriva persa però da parte di Camponovo. Quattro pari il computo dei falli. Ecco Doro, ancora Doro, va in penetrazione, sceglie Solmona, Solmona, fallo ma senza canestro. Situazione grottesca, non segna praticamente da 4 minuti e 20. Nonostante tutto è ancora in vantaggio di 2 punti, vediamo se è il momento buono per sbloccare. Fuori il primo per Solmona. Fuori anche il secondo, il rimbalzo è per l'Olbia. Situazione abbastanza incredibile. Occhio a Marras, Marras all'interno del pitturato, Marras senza fallo, un perfetto Doro. Bravo ancora una volta Careddu, la palla però è uscita secondo il direttore di gara. Time out, noi prendiamo un minuto di pausa. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Rieccoci per gli ultimi 5:22 da giocare, 67-65 il risultato fino a questo momento. L'Olimpia è rientrata prepotentemente nel quarto periodo. Adesso vediamo cosa inventa coach Cadoni per provare a ristabilire quella che è stata la direzione del match, ma arriva
perentorio con Marras, il punto del pareggio, 67 pari. Il fallo è di Piredda che se ne accusa subito. Tutto pronto per la battuta di Sanna. Fuori il primo. Dentro il secondo. Dopo 5 minuti, 11 secondi. Riesce a trovare la via del canestro Ploaghe. Ciretti. Marras fuori da Camponovo, infrazione di passi. Scambiano la palla. Doro e Sanna pronti ad orchestrare questo nuovo attacco per Ploaghe. Questo tiro cortissimo da parte di Sanna. Allora Marras fino in fondo. Marras, bravissimo. Ancora una volta Solmona nel rimbalzo. Marras ha fatto un cost to cost interessantissimo, soprattutto da vedere. Chiuso però non nel migliore dei modi, con la palla che non è entrata nel cestino. Occhio ancora una volta a Marcolia, che recupera una grande palla, mettendola fra le mani di Doro, che non ha dovuto fare altro che prendere tra le mani il pallone e subire il fallo di Marras. 68-67 con 3:55 da giocare. Partita che è tutta ancora da vivere. 69-67 dentro il primo libero da parte di Doro, che va a prendersi anche questo rimbalzo. Subisce un altro fallo. (69-67) percentuali che si sono praticamente annullate nell'ultimo periodo, quelle per il New Basket Ploaghe, la squadra che ha la miglior difesa del campionato, che di media ha concesso agli avversari solo 57 punti per partita. Oggi ne ha già subiti 67. Che è anche il secondo miglior attacco del campionato, quella di Ploaghe. Va a canestro con la media dei 78,1 punti per partita. Diversa quella dell'Olbia, che è il miglior attacco del campionato, segna 78,7 punti di media. Subendone però 58,9. Squadre che non hanno percentuali troppo differenti. Se non bastasse appunto quello appena citato, basti pensare che queste due squadre sono arrivate entrambe a braccetto al secondo posto in classifica, entrambe con 21 vittorie e 3 sconfitte sul groppone. Dopo la regular season il Ploaghe ha dovuto avere la meglio del PGS Le Pleiadi nel doppio confronto, vinte entrambe le partite, la prima stravinta di 32 punti, 97-65. Gara 2 invece è finita con il punteggio di 67-57, sempre per la squadra di Coach Cadoni.
L'Olbia invece ha dovuto sconfiggere il Ghilarza per presentarsi qui a questa gara oggi. Lo ha fatto in entrambe le partite, 78-62 la prima, 79-54 la seconda. Intanto, dopo aver sistemato un piccolo problema di nastro probabilmente al terreno di gioco, la partita può riprendere per gli ultimi 3 minuti e 41, tutti da vivere. 71-67 il punteggio, più 4 per Ploaghe, che adesso ha anche la possibilità di aumentare il proprio vantaggio con Doro, che non sceglie di andare per la tripla. Ancora Doro verso Porcheddu, c'è libero ancora Doro, che riceve in questo momento. 8 secondi per concludere, corto il tentativo di Doro, il rimbalzo è in un primo momento di Olia, che era il più basso fra i giocatori all'interno del pitturato. Sicuramente quello che ci ha creduto di più, la voleva di più quella palla, è andata a prendersi anche il fallo. Fuori Piredda, dentro Careddu nell'Olbia. Doro, 8 secondi per concludere. Porcheddu da 3 punti, palla che sbatte sul ferro. Ancora Careddu sbatte su Solmona, ha la fortuna però di non essere l'ultimo a toccare. E allora negli ultimi 3 minuti, il primo possesso di questi ultimi 180 secondi è per gli olbiesi, che lo sprecano. C'è il contropiede possibile per Porcheddu, che non riesce ad andare con velocità da Sanna, preferisce aspettare Sanna, servito in questo momento. Sta per riprendere il proprio posto in quintetto con il numero 15 Monaco, fuori il 14 Camponovo. Sanna verso Porcheddu, che prova la tripla, palla rimbalza sul ferro, c'è Solmona. Altri 2 punti per il 14, 72-67, recita il tabellone, 2:18 da giocare. Rapuano, palla verso Monaco, ancora Monaco che riesce, prova ad appoggiarsi al tabellone, non vi riesce, allora prova a scappare via invece Ploaghe, lo fa aspettando, non viene chiamato l'uomo a Sanna, che però per sua fortuna ha un angelo custode con il numero 7 Daniele Porcheddu, è andato a recuperare subito il pallone perso da Sanna. Palla out, allora 1 minuto e 35 da giocare, chiamato time out. Restate con noi per quest'ultimo minuto e mezzo da giocare, noi ci prendiamo un piccolissimo spot pubblicitario. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e a giusto prezzo. ...95 secondi ci separano dal conoscere la prima finalista di questa Final Four. Ci prova Doro con il tiro da 3 punti. Solmona combatte a rimbalzo ma fa fallo.
73-67, 1:25 da giocare, 6 punti da difendere per i ragazzi di coach Cadoni. Fuori Solmona, dentro con il numero 5 Marco Lia, c'è bisogno di difendere. Fuori il primo. Fuori anche il secondo per Piredda. Qua non si capiscono perché due Olia. E allora 73-67, punteggio uguale a 10 secondi fa. 10 secondi in meno da giocare però. E allora Careddu. Primo ferro e niente da fare. Palla contesa, palla a disposizione però dell'Olimpia Olbia. Esce dai blocchi Canu. Va a prendersi questo tiro da 3 punti. Palla che rimbalza sul ferro, arriva come un treno Rapuano. E con 58 secondi da giocare sono 4 i punti da recuperare. Grande palla tenuta in campo da Olia, poi Onida. Ecco Porchedu. Fallo fischiato dal direttore di gara con 41 da giocare. 69-73. Altro viaggio in lunetta, ricordiamo le due squadre sono entrambe in bonus. Fuori il primo. Ci riproverà immediatamente Porchedu lasciando. Gli ultimi 40 secondi all'Olimpia. Almeno l'inizio di questi ultimi 40 secondi vedrà un viaggio in lunetta, l'ennesimo di questo quarto periodo. Ha bisogno di segnare l'Olimpia. Palla fra le mani di Careddu. Fuori il primo. Fuori anche il secondo, clamoroso Careddu. Nel momento del bisogno, intanto la palla contesa è ancora per l'Olbia. Careddu, il tabellone lo tradisce, la palla resta ancora lì, 15 da giocare, fallo fischiato dal direttore di gara. Careddu sbaglia le ultime scelte. Stavolta però in lunetta si presenta col numero 5 Rapuano. Dentro il primo, meno 3, 28 da giocare. Fuori il secondo, sono 3 punti quindi di distacco fra le squadre. Ancora Rapuano, passi e tecnico. È andato proprio a cercarselo qua Rapuano. Anche nonostante era riuscito a scamparsela, forse la prima volta un compagno ha provato a impedire che il direttore di gara vedesse le gesta del numero 5. Non gli è importato e allora sta comunicando al tavolo la decisione del fallo tecnico. Non capiamo perché coach Sciretti non sia d'accordo
con la decisione del direttore di gara. Intanto 74-70 con 23 secondi da giocare, anzi 75-70 ovviamente, perché 2 su 2 ha fatto Doro. Dentro anche il terzo, e ora vedremo come organizzeranno le due formazioni questi ultimi 23 secondi da giocare. 5 sono i punti di distanza. Chissà se ha qualcosa in mente coach Sciretti. La palla è fra le mani di Ploaghe, che va a prendersi un fallo, più classico dei classici. Il peggiore da mandare in lunetta, Doro. Dentro il primo. Dentro anche il secondo, 77-70. Adesso è dura. Ci prova con Marras, terzo tempo di Marras. Preso fallo. Bravo numero 9. Antonio Marras, che ha un po' litigato durante i primi 3 parziali con i tiri dalla lunetta. Vediamo se riuscirà ad essere più incisivo, non in questo primo tentativo che va fuori. Dentro, perfetto il secondo, 77-71, 16 secondi da giocare. Porcheddu con la palla fra le mani. Ancora Porcheddu, senza fallo recupera la palla. Occhio agli ultimi 7 secondi con Pireda, palla verso Rapuano, che però non riesce nell'impresa di mantenerla in campo, anzi si trattava di Fresi. Arriva adesso l'ultima sirena, vince il New Basket Ploaghe col punteggio di 77-71, qualificandosi quindi per la finalissima di domani. Io vi chiedo di restare in nostra compagnia anche per la partita che trasmetteremo alle 20, quella fra i padroni di casa del 80 Basket Ozieri e il Sant'Orsola Basket. Per ora dal parquet del Palamurrazzo è tutto. Un saluto e un ringraziamento da parte di Simone Satta, grazie anche a Mauro Faris per le immagini. Noi ci vediamo qui alle ore 20, non mancate. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.